Ristorazione. I sindacati annunciano uno sciopero per il 16 maggio per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Incroceranno le braccia per tutta la giornata i lavoratori aderenti alla CGIL, CISL e UIL che lavorano per le grandi catene della distribuzione come Autogrill o McDonald's. Nel corso dell'iniziativa i sindacati organizzeranno una manifestazione regionale dalle 10 alle 12 al Marco Polo di Tessera, in solidarietà con i dipendenti della ristorazione dello scalo aeroportuale. Non c'è soltanto il contratto di lavoro in ballo, ma anche le condizioni di lavoro. Ben 30.000 addetti sono precari, mentre 70.000 sono assunti a tempo indeterminato. Per questi ultimi, Confesercenti e Confindustria non hanno rinnovato il contratto e dunque, secondo Filcams CGIL, Fisascat CISL e Will2CS Will, sono a rischio diritti come gli scatti di anzianità, la 14ª la malattia e la continuità del rapporto di lavoro in caso di cambio d'appalto. Infatti, i sindacalisti sostengono che alcune aziende hanno scelto di offrire ai propri dipendenti dei contratti fatti in casa, con condizioni peggiori rispetto a quelle attuali. Per quanto riguarda il lavoro, inoltre, da quando è stato introdotto il pagamento tramite voucher, la precarietà ha raggiunto cifre preoccupanti. Nell'ultimo anno l'utilizzo dei buoni è quasi triplicato, 500.000 voucher staccati nel 2013 contro i 169.000 del 2012. Un uso smodato che fa sospettare l'impiego dei voucher per lavoratori anche non occasionali.